Buongiorno, benvenuti al nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi venerdì 19 giugno, fine settimana, insomma il racconto dei quotidiani oggi è tutto incentrato su quello che sta accadendo sui due fronti del conflitto. Uno che sembra terminato, quello sul fronte medio orientale, dove adesso si ragiona in termini di negoziati, in termini di trattative, l'altro è sul fronte tra Russia e Ucraina, dove nella notte c'è stato un altro violento attacco da parte dell'Ucraina alla Russia, quindi uno degli attacchi più violenti in questi anni di guerra da parte dell'offensiva ucraina. Poi gli esami di maturità, il commento alla prima traccia degli esami, come sempre accade ogni anno, quindi vedremo un po' quali sono stati i temi più scelti dai maturandi. In Sicilia la politica tiene banco, le divisioni del centrodestra, tutto quello che sta succedendo alla regione, insomma questo per raccontare poi anche i fatti di casa nostra, tanta cronaca insomma che vedremo nei quotidiani regionali. Però partiamo con la nostra rassegna stampa, con la lettura dei nostri giornali dai quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, il primo quotidiano di oggi. L'apertura è dedicata appunto all'attacco che c'è stato a Mosca. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria. Zelensky avverte brucerà anche la capitale, quindi dura offensiva del paese ucraino invaso. La NATO, Rutte, dice svolta sul campo, mentre arrivano missili anche sull'Ucraina di risposta. Riapre Hormuz invece sul fronte medio orientale, 12 milioni e mezzo di barili già transitati, quindi insomma si respira un po' per gli approvvigionamenti anche in Occidente, anche nel nostro paese. Khamenei però su questo fronte dice con Trump abbiamo ovviamente una visione diversa, aveva una visione diversa anche di queste trattative. Trump invece ha affermato per debolezza. Si accende il conflitto europeo, Mosca colpita dall'attacco più duro dall'inizio della guerra, i russi rispondono lanciando missili. Per il segretario della NATO Mark Rutte è in corso una svolta in campo a favore dell'esercito di Kiev. Il presidente Zelensky, come abbiamo visto, dice brucerà anche Mosca, e qui la foto della raffineria della Gazprom colpita. Questo è diciamo il racconto del conflitto. Poi la maturità, il tema italiano, da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Alzarsi all'alba, del giornalista e scrittore, il tema più gettonato tra i maturandi. Oggi la seconda prova, latino per il liceo classico, la matematica per lo scientifico. Due foto che riguardano l'altro sport, chiamiamolo così, a centropagina, basket e atletica. Milano vince lo scudetto del basket, lo scudetto numero 32, invece la foto è di Marcel Jacob a destra, un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare, parola del velocista azzurro olimpionico, insomma, che cerca di riprendersi insomma, dalle ultime non entusiasmanti prestazioni negli ultimi anni. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica, eccolo qua, Khamenei contro Trump. Messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente, mosso dalla disperazione, ha revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione. La Casa Bianca invece scarica Netanyahu. Questa mi sembra la notizia più importante all'interno di questi negoziati, di queste trattative. Ricordiamo, Netanyahu non è stato mai coinvolto in questo processo, in questi negoziati di pace. Qui la foto invece della centrale bombardata, la centrale della Gazprom in Russia, pioggia di droni su Mosca. Zelensky brucerà con noi, queste le parole del leader ucraino. E poi tante altre notizie, tanti altri approfondimenti ovviamente che troveremo all'interno del giornale, ma anche in prima pagina. Andiamo a vedere la Stampa. Putin, l'ora della trattativa. Il tema qual è? Che per molti analisti adesso la Russia è in difficoltà, anche secondo la NATO queste difficoltà della Russia potrebbero portare e velocizzare un processo di pace, quindi di fine del conflitto, anche se da entrambe le parti dicono questo processo, questa pace sembra lontanissima. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, quindi almeno per fare sedere Putin a un tavolo di trattativa. Tensione Crosetto Giorgetti per quanto riguarda la difesa nel nostro paese.
e poi l'attacco ucraino alla raffineria russa con le parole di Zelensky che dice brucerà anche il Cremlino. Altre notizie in pagina, questo è Carla Bruni in cerca del padre per una serie Netflix, gli scatti con il papà biologo Ramer. E poi la procura antimafia, Mussi al CSM, Nord ignorato un grave errore, escludere dagli uffici giudiziari che hanno pagato un tributo di sangue la lotta contro i boss dei distretti ad alta densità mafiosa, ha aperto un fronte. Questa è la riflessione sui posti, diciamo, che riguardano la magistratura. Il sondaggio Vannacci vola e supera la Lega, il sorpasso avrebbe superato il partito del generale Vannacci il 5,9%, il Carroccio si ferma al 5,8%, quindi diciamo uno 0,1 in percentuale in più. Futuro Nazionale sembra diciamo mangiarsi in questo caso la Lega. E questa per quanto riguarda la politica nazionale. Sulla Stampa andiamo a vedere Avvenire, il quotidiano della CEI, momenti capitali. Missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, infiamma la raffineria come abbiamo visto. Qui c'è il Papa poi a centropagina, il Papa che ha celebrato i funerali del cardinale Ruini, l'uomo, la verità nella vita di Ruini, nell'omelia di Papa Leone XIV a San Pietro. I confini, la fatica e gli errori, la maturità entra nel vivo, qui insomma l'analisi delle tracce dei temi di maturità. Altre notizie che leggiamo da altri quotidiani, il Sole 24 Ore, andiamo sui quotidiani finanziari. Piano casa, la mappa delle novità, stiamo parlando di emergenza abitativa, oggi in commissione il DL, appunto in aula alla Camera, lunedì la fiducia, case popolari più spazio ai fondi comuni, prezzi calmierati per dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi questo per quanto riguarda la rivoluzione casa nel nostro paese. Iter accelerato invece per i maxi progetti per le fonti rinnovabili. Come sapete, come abbiamo visto in questi anni, il tema dell'energia è diventato centrale anche nelle politiche del nostro paese. Lasciamo il quotidiano di Confindustria, andiamo al quotidiano dei mercati finanziari. Parigi marcia su Milano, Crédit Agricole punta a crescere fino al 29,9% nel Banco Popolare di Milano. Il gruppo francese, già primo azionista dell'istituto, si rafforzerebbe nel risico italiano. Su MPS Giorgetti, il ministro dell'economia, conferma a Milano Finanza, venderemo sul mercato. Unipol sale al 29,9% di BPR, quindi questo è tutto quello che riguarda appunto i mercati finanziari, in questo caso le banche. Andiamo a vedere invece un po' di quotidiani politici, partiamo dai quotidiani di centrodestra, diciamo più vicini, ecco così, diciamo al centrodestra. Anarchici e sabotatori, questo è il giornale. La verità sul caos dei treni, da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, attentati, leggiamo nel sommario, furti e danneggiamenti. Nel solo 2026 600 treni sono giunti a destinazione in ritardo per colpa di azioni dolosi, non guasti o malfunzionamento. La media di 2 treni al giorno sono vittime di azioni premeditate. Questo diciamo, è un po' una linea difensiva verso il ministro Salvini, che è stato accusato più volte, ministro dei trasporti, di non mettere a regime, di non far funzionare la rete ferroviaria. E poi in taglio alto, prove nascoste sulla vicenda Eni, assolti in Cassazione il PM De Pasquale, il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia. Questo è il giornale. Andiamo a vedere Libero, andremo a votare l'11 aprile, quindi una prima data e una prima ipotesi di voto anticipato. L'11 aprile del 2027 si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale. Per la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale, cioè quindi con che legge andare a votare, e questo è diciamo quello che sta accadendo dal punto di vista politico nazionale. Vediamo la verità, l'ideologia che ha calpestato la democrazia, fanno i froci col ministro degli altri. Il caso qual è? Il caso è quello di un dirigente del Ministero della Cultura che organizza per stasera, oggi è giornata di Pride, anzi domani sarà giornata di Pride in molte piazze nazionali, organizza dunque una manifestazione che si chiama Grafica Pride all'insegna dell'inclusione, visita il museo con aperitivo e vista su Fontana di Trevi, l'ira dei Propal, e il ministro Giuli dice che non ne sapeva niente, sono stupefatto.
Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano che diciamo, torna sulla vicenda dell'europarlamentare Lara Comi, assolta con tutti i coimputati, era indagata per tangenti, quindi tratti i tangenti in chat con i politici, la fai franca, condannata in primo grado, poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Questo è il tema d'apertura del Fatto Quotidiano di oggi. Il Manifesto, la prova del fuoco, quindi l'apertura è su quello che diciamo, sta accadendo in Russia con gli attacchi all'Ucraina, il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura. Dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà a lungo. Su questa prima pagina del Manifesto noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa di oggi, ritorneremo subito dopo una brevissima pausa per leggere e sfogliare i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta, oggi venerdì 19 giugno nella nostra rassegna stampa, pronti per sfogliare nella seconda parte i quotidiani regionali. Tanta politica oggi attraverso i quotidiani regionali, perché ieri c'è stato il vertice del centrodestra dopo il caos che è seguito alle elezioni amministrative, insomma centrodestra che ne è uscito evidentemente sconfitto. Allora andiamo a vedere e partiamo dalla Gazzetta del Sud, che ha quasi tutte notizie diciamo, di cronaca nazionale ed internazionale. Parte l'apertura dedicata appunto agli attacchi alla situazione del conflitto tra Russia e Ucraina, Mosca e Kiev sotto le bombe, massicci raid con droni sulle due capitali, gli occhi del mondo sul vertice USA-Iran. Poi la maturità, come abbiamo visto anche attraverso i quotidiani nazionali, poi una notizia che riguarda Messina, omicidio Florio, arrestata la donna già scarcerata, il delitto del 66enne a Taormina, Giuseppe Florio, ucciso il 25 aprile. La 53enne Stefania Bergamaschi era stata accusata solo di soppressione del cadavere. Poi tante notizie dalla ricerca delle due sorelline scomparse, le due sorelline abruzzesi scomparse. È stata trovata una traccia proprio ieri, un fermaglio rosso che è stato ricondotto a una delle ragazzine, quindi insomma adesso sono in corso le verifiche per cercare di rintracciare queste ragazzine. Il padre ovviamente è in apprensione. Al via la nuova stagione politica, terminata ieri la lunga fase dei conteggi, domani la proclamazione ufficiale del Consiglio e lunedì la nomina della giunta chiamata ad amministrare Messina. Questo per quanto riguarda appunto la città dello Stretto che è stata impegnata nelle elezioni amministrative. Questa è la prima pagina della Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia, il pasticcio del sindaco che non poteva candidarsi, e qui c'è un caso a Serra di Falco con il sindaco Burgio che si è candidato per il terzo mandato, non avrebbe potuto farlo, la legge glielo vieta, è stato votato ed è stato eletto, è stato proclamato e adesso qui il caos istituzionale. Il prefetto di Caltanissetta solleva il caso del terzo mandato, la legge lo vieta, l'MPA ne chiede conto nella maggioranza, un chiaro attacco alla Lega, il sindaco è riconducibile proprio agli esponenti della Lega in Sicilia. E poi naufraga il vertice nato per rinsaldare il centrodestra dopo la batosta elettorale, quindi insomma non è andato bene diciamo, questo incontro tenuto ieri a Palermo. La cronaca, lo Zen aveva respinto i picciotti del Pizzo, il titolare del bar, dall'inchiesta sui clan dell'Acquasanta viene fuori l'SOS del tabaccaio di un altro quartiere. Il titolare del bar Cherie dello Zen, 2 giorni fa vittima dell'intimidazione del racket, era stato avvicinato pochi giorni prima, respinti i picciotti del Pizzo, hanno risposto con le bottiglie con la benzina e la richiesta di Pizzo, inequivocabile, 5.000 euro attaccata appunto all'esterno di una bottiglietta di benzina. Tutto questo viene fuori appunto dall'inchiesta delle indagini insomma, della Procura di Palermo che sta indagando per rintracciare chi sono queste nuove leve della mafia. L'incidente di Casteldaccia, incidenti sul lavoro, monito di Mattarella, l'intervento nel giorno della relazione sulla strage di Casteldaccia, cosa dice il presidente Mattarella? La vita deve essere tutelata in via assoluta e non può rappresentare il prezzo per poter svolgere un mestiere, quindi il richiamo
diciamo del presidente Mattarella nel giorno in cui appunto sono state rese note diciamo, le motivazioni diciamo del caso di Casteldaccia, dove sono morti 5 operai che stavano lavorando su una condotta fognaria. Poi la traccia sulla fatica preferita dai maturandi, anche qui insomma un'analisi su quello che è stata la prima giornata degli esami di maturità. Questo è il Giornale Sicilia. Andiamo a sfogliare un po' di pagine del Giornale Sicilia e della Gazzetta del Sud. Partiamo dalla politica, eccola qua, centrodestra vertice ad alta tensione. Veto di Fratelli d'Italia contro De Luca, Cateno De Luca, che con il suo movimento, insomma, uno dei vincitori delle elezioni amministrative, adesso sembra, anche secondo i sondaggi, essere un movimento di peso. Poi scoppia il caso Serra di Falco, rieletto per la terza volta in violazione della legge che prevede solo 2 mandati, l'MPA contesta l'anomalia voluta dalla Lega e invoca la rimozione del primo cittadino. Quindi qui in foto c'è Luca Sbardella, il commissario regionale di Fratelli d'Italia. Nella stessa pagina troviamo il processo a Galvagno. Nella seconda udienza è stato richiesto di spostare il processo per competenza territoriale da Palermo a Catania. Se la richiesta venisse diciamo accolta, i tempi del processo inevitabilmente si allungherebbero. Non è una strategia, ma insomma sembra proprio un caso di competenza territoriale. Questo arriva diciamo, dai loro avvocati. Poi le mance dei deputati restano e si chiameranno solo FIT, la proposta di Forza Italia per evitare voti segreti e imboscate all'Ars. Leggiamo di che si tratta, perché diciamo, è l'acronimo che vuol dire Fondo per gli investimenti nei territori, cioè le famose mancette, i soldi che l'Assemblea regionale dà a richiesta dei singoli deputati, che poi li spenderanno nei territori di riferimento. Il punto è politico. L'incontro fra i deputati, il presidente e l'assessore Alessandro Ragnina ha permesso di delineare la strategia del governo per superare i prevedibili scogli all'Ars, almeno sulla manovrina di luglio, che varrà circa 300-400 milioni, perché qui Schifani si giocherà l'ennesima riconferma. Il governo, diciamo, in qualche modo si giocherà l'ennesima riconferma. In foto vediamo Nino Minardo, commissario di Forza Italia, che ha richiamato il vertice. Velocemente andiamo a vedere la pagina di Repubblica di Palermo. Regione, il centrodestra non trova l'intesa, quindi sempre sul tema della politica apre il quotidiano Repubblica di Palermo, vertice dei leader, troppe divisioni, nessun accenno alla ricandidatura di Schifani, e qui il tavolo con i protagonisti. Poi Galvagno sempre in udienza, in stile Salvini, il presidente dell'Ars si presenta puntuale in tribunale per la seconda udienza del processo che lo vede imputato per corruzione, peculato, truffa e falso, dice parteciperò a tutte le udienze, un po' come disse Salvini, processato a Palermo per la storia di Open Arms. Le piste ciclabili a Palermo, si allarga la rivolta, anche qui il rischio di perdere i fondi del PNRR diciamo, spinge l'amministrazione a creare quante più piste ciclabili, quindi lavori in corso, gli abitanti, i cittadini non ci stanno e si lamentano. A centropagina la maturità dei ragazzi siciliani brancati, ci aspettavamo l'intelligenza artificiale. Gli studenti spiazzati dalle tracce della prova di italiano, in pochi hanno scelto l'autore di Pachino, quindi c'era ovviamente anche un po' di Sicilia tra queste tracce. Entriamo dentro il quotidiano per vedere un po' insomma, questo racconto degli esami di maturità. Gli studenti del Cannizzaro, Garibaldi e Giovanni Trabia dopo le prove di italiano, chi avrebbe voluto scrivere del voto alle donne e chi degli inganni dell'informazione, speriamo di averla sfangata. E qui insomma un po' di facce di maturandi che diciamo, affrontano l'esame di maturità e in qualche modo si preparano al loro futuro. Marta da Ispica a Shanghai col sogno di studiare medicina, questa è una storia, 10 in tutte le materie, punta a diplomarsi con il massimo dei voti, sento la cultura cinese molto vicina a me, quindi un racconto di tanti ragazzi che si sono impegnati in questi anni e che continuano ad ottenere voti alti in tutte le materie, così come ha fatto questa ragazza. Andiamo a vedere invece la Sicilia, l'ultimo quotidiano di oggi, attacca a Mosca, colpita la raffineria, al summit dell'Unione Europea si litiga sul negoziatore, invece, quindi le notizie di carattere nazionale e internazionale. Ieri è partito Taubook, quindi il festival del libro a Taormina, e ancora però a centropagina troviamo un po' di notizie che riguardano la politica. Vannacci che sorpassa la Lega nei sondaggi, il centrodestra in calo,
e poi gli esami di maturità, eccolo qua, tra i frutti della fatica e Saragat spunta Brancati. Le notizie che riguardano la Sicilia invece le troviamo tutte di spalla: le morti bianche a Casteldaccia, tutte le colpe, poi nuovo monito di Mattarella che abbiamo già letto, i miasmi a Siracusa, nel Siracusano, nel polo industriale di Priolo, gli industriali negano guasti ma si indaga, e poi a Val Guarnera una storia torbida di abusi su minori da parte di un catechista, il vescovo intervenga, chiedono ovviamente dalla comunità. Andiamo a vedere queste notizie in pagina, partiamo proprio da questa storia del catechista, perché il titolo è emblematico. Il catechista era un orco, 9 anni per abusi sui minori, l'appello al vescovo, la chiesa intervenga, tutta questa storia arriva da Val Guarnera. Sembra che diciamo, secondo l'accusa avrebbe adescato questo uomo le bambine all'epoca minori di 14 anni in ambienti ecclesiastici, una sarebbe stata costretta a subire atti sessuali più occasioni tra novembre e dicembre 2021, mentre sull'altra gli abusi sarebbero avvenuti il 5 gennaio 2022, mentre la bambina era nella sua abitazione che gli era stata affidata. Questa è la storia tragica che arriva da Val Guarnera. E poi un altro caso, quello di Don Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale, quindi non goliardia ma violenza. Le motivazioni della sentenza della Cassazione confermano le accuse al sacerdote condannato in via definitiva a 3 anni di reclusione, Don Giuseppe Rugolo, una storia che abbiamo raccontato più volte. Andiamo a vedere le pagine di Palermo e di Catania, della Sicilia, la strage di Casteldaccia, una tragica catena di errori, e qui insomma la relazione su questa morte tragica del 2024, 5 operai morti tra prassi scorrette e gravi carenze. Giovani intimidazioni, la mafia e i social, nei post i boss rivivono con l'intelligenza artificiale, anche questo un altro allarme che troviamo nella zona di Palermo. Casteldaccia, ritorniamo su questa storia, una catena di errori, perché? Perché la commissione d'inchiesta della Camera ha messo nero su bianco tutte le responsabilità e le mancanze che costano la vita ai 5 operai tra prassi scorrette, controlli omessi e carenze nella formazione. Qual è il tema? Quella mattina a Casteldaccia era in programma un intervento di manutenzione straordinaria in uno degli impianti di sollevamento delle acque reflue gestito da AMAP, un'azienda pubblica. L'appalto, scrive la commissione, coinvolgeva più soggetti: l'azienda municipalizzata incaricata della gestione del servizio, la Quadrifoglio Group, quindi una ditta esecutrice che aveva il lavoro in appalto, affiancata da altre figure professionali. Quindi si doveva procedere a una serie di diciamo di lavori per svuotare questa vasca. Che cosa è successo? Ce lo spiega bene in questo, nelle conclusioni di queste motivazioni. Le imprese coinvolte sarebbero responsabili di non aver verificato la presenza di gas tossici, di non aver fornito dispositivi specifici come autorespiratori e sistemi di recupero, di non aver formato i lavoratori sui cosiddetti ambienti confinati, del mancato coordinamento delle procure, e su AMAP invece c'è l'ombra di non aver vigilato. Quindi questa è la relazione che inchioderebbe insomma tutti questi soggetti responsabili di questa tragedia a Casteldaccia, lo ricordiamo, la quale hanno perso la vita questi 5 operai che vediamo e che abbiamo visto in foto. La nostra rassegna stampa per oggi finisce qui, dunque noi vi ringraziamo per avervi seguito e vi auguriamo un buon fine settimana a tutti.